A un certo punto c'era un siciliano che viveva in Georgia. Eccoci. Questo può succedere, Può perché succedere? i siciliani sono dovunque, ci saranno siciliani in Georgia, sì. C'era un siciliano che viveva in Georgia Sì. che doveva tornare a Catania. Sì. Vede che io furrivo la voto e tanto la faccio che dipende chi da poi, capito? Sì. Tornava a Catania e quello che a pigliare all'aeroporto a Catania. Chi? Saro Falsaperla. Ai. Saro Falsaperla, questo catanese ovunque, doveva andare a prendere questo amico che ormai insomma era siciliano, però ormai chiamavano John, no? Perché ormai stava da John, si chiamava. John arriva a Catania all'aeroporto, giustamente appena arrivava ci disse: "Oh Saro, tu portarmi a fare bello giro da Catania. Ci voglio vedere subito Pescheria da Catania." Sì. Mi hanno molto parlato i miei genitori, perché io quando sono, perché parlano così, no? Quando sono partito da qua, da Sicilia, sono andato là a Broccolino, ero solo piccolino, poi mo sto in Georgia, ho fatto l'aziendina mia, ma voglio vedere questa pescheria, bella pescheria, bella. Guarda, faccio vedere la pescheria, è bella a Catania, è la fine del mondo. Arrivano alla pescheria, posteggiano, piazza Mazzini, piazza 32 colonne, fermano la macchina da, picchiano da via, è presente la pescheria, se tu tracci dalla via Gisira, Via Gisira, sì. dove c'è dall'altro lato il super cinema Vittoria, Sì. dove con 1000 lire ti vedevi 4 film porno, magari che avevi 9 anni, giusto? Non c'era nessun limite. Dall'altro lato si comincia la pescheria. E con chi comincia la pescheria? Salvo, dovresti ormai saperlo. Dillo tu, con chi cominci? Con lui, un altro John, che Sì. però è catanese, Giovanni. Sì. Giovanni il Carino, che in catanese diventa Giovanni Finicchio. Sì. Che Finicchio non è completamente, perché proprio non si porta lei, però lo chiamano Giovanni Finicchio. E c'aveva Giovanni Finicchio una bella cosa messa di arance, vendeva le arance in quel periodo. John, oh, senta Saro, ma cosa è essere questo? Dice, come cos'è? Dice, queste sono le arance nostre, siciliane, famosissime arance. Dice, questa arancia siciliana io ho sentito parlare tanto tempo ai miei parenti. Dice, questa arancia siciliana, Hawaii, Saro, dice, da noi, Stati Uniti, United States, le arance vengono di Florida. Ogni arancio grosso così, pallone da basket sembra arancio, no arancio normale. C'è questa arancia siciliana, pensavo molto meglio. Dopo Saro cominciavo a studiare, no? Guarda questo, cioè, non solo vuol dire che se in America fece fortuna, ora viene qua e deve disprezzare i prodotti della Sicilia. Ma cosa ripazza? Scinnenno c'era Ciccio l'Africano sulla sinistra, un'altra bancarella, no? Che non è africano, è da qua, è di Pecaneto, Ciccio l'Africano. Però lo chiamano così. Ciccio l'Africano che aveva belle banane, sai, belle banane. Dice, oh, cosa sono queste? Dice, Saro, queste non sono prodotto nostro, dice, ma che presso in Africa ci mandano direttamente dalla Somalia, ci sono banane. Oh, banane! Dice, queste banane che vendete voi qua, pescheria, famosa pescheria, queste banane. Dice, ma perché, John? Dice, ma noi banane in America non so dove fanno, dove coltivano. Abbiamo banane talmente grandi che bambini quando prendono buccia, se fanno la canoa, se ne vanno un do lago con la buccia della banana. Dice, ma per davvero, questa banana, Hawaii, pensavo pescheria molto meglio. E io stavo cominciando a studiare, sai. A un certo punto scendono ancora e c'era Patata, che siccome veniva Patata una volta si chiama Patata. Vabbè, gli è rimasto questo soprannome, Era un altro momento, aveva i muloni. Sì. Ma no, Molone, le angurie nostre belle, vide, tante, no? Tutte mise accatastate, c'erano qualche 400 molone messe tutte in piramide. John, giustamente, come ho visto, si fermava, tagliava questa piramide di molone, Saro, già era pronto, dice, scusa Saro, cosa è essere questo pallone grande verde? Dice, no, niente, John, non ti preoccupare, fottitini, questi sono un poco di piselli nostri.